Funzionalità dell'FSE in sintesi. Esenzioni per reddito o patologia. Nella sezione Tesserino sanitario cartaceo ed esenzioni, all'interno del menu Medico, è possibile visualizzare, per coloro che ne beneficiano, la lista delle esenzioni per patologia e reddito. Solo per le esenzioni per reddito è possibile scaricare il relativo certificato. A partire dal 1° 10/2025, il codice di esenzione 3C1 è stato convertito nel codice C01, senza indennità di accompagnamento. La modifica è dovuta all'adeguamento dei sistemi regionali alle codifiche in uso a livello nazionale e, a prescindere dalla dicitura, dal punto di vista dei benefici legati all'esenzione, non cambia nulla. I nuovi attestati di esenzione rilasciati a partire dal 1 ottobre 2025 agli invalidi civili al 100% senza indennità di accompagnamento riportano il codice C01, mentre quelli rilasciati agli invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento riportano il codice C02. Taccuino, homepage, riepilogo. Nel taccuino, sempre raggiungibile da www.sanità-0fascicolo.it, cliccando poi su Taccuino, ogni utente può inserire, tramite una semplice procedura guidata, i farmaci che sta assumendo o altri prodotti come integratori alimentari e importanti informazioni correlate, come ad esempio tempistiche di assunzione e formato del medicinale. Note personali. Note personali permette agli utenti una gestione della salute più attiva e consapevole. L'inserimento delle note è semplice e guidato, consentendo di registrare informazioni cliniche come ricoveri o esami specialistici. È possibile anche annotare sintomi specifici per tenere traccia dei disturbi nel tempo, oltre a dettagli esterni come viaggi o eventi rilevanti. Ora, le informazioni sul taccuino sono visibili ai medici specialisti. Deleghe. Ampliamento ambiti di operatività. Gli ambiti di operatività delle deleghe sono indicati nel comma 12 articolo 11 del DM Salute FSE 2.0 del 24 ottobre 2023. Tramite il portale Sanità Chilometro Zero Fascicolo puoi attivare i seguenti tipi di delega. Delega di tipo A. Accesso completo all'FSE dell'assistito delegante, con i medesimi privilegi. Consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito. Accesso completo ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche, oscuramenti e relative revoche. Inserimento di dati e documentazione nel taccuino personale dell'assistito. Delega di tipo B. Consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito. Delega tipo C. Accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche. Delega tipo D. Popolamento del taccuino personale dell'assistito. Delega tipo B più C. Consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito e accesso completo ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche, oscuramenti e relative revoche. Delega tipo B più D. Consultazione dei dati e documenti dell'FSE, inserimento di dati e documenti nel taccuino personale dell'assistito. Delega tipo C più D. Accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche, inserimento di dati e documenti nel taccuino personale dell'assistito. Ricordiamo che i nuovi ambiti di operatività delle deleghe si gestiscono anche dal vostro portale operatore. Sono stati aggiornati anche gli appositi moduli.